Bentornati sul nostro canale. Oggi, come ogni venerdì, vi facciamo vedere un po' cosa stiamo facendo. In questo caso pubblichiamo un video che è una seconda parte rispetto al video che abbiamo pubblicato settimana scorsa relativo ai preparativi per questo grande momento che è la vendemmia. Se vi ricordate, settimana scorsa vi abbiamo fatto vedere un po' come abbiamo preparato uno dei nostri rimorchi, la Dieudonné, quindi un rimorchio rallato a cui abbiamo applicato appunto il telone e l'abbiamo preparato pronto per poi essere operativo di fatto a ricevere le uve. Oggi invece andremo a fare le manutenzioni e i preparativi per la nostra Deusanio, in questo caso è una vasca d'acciaio, è una Deusanio 140. Ecco, Deusanio 140 perché 140 è la massa complessiva che può trasportare, ovviamente data dal netto più la tara, quindi da quello che si può andare a trasportare fisicamente, e ovviamente anche la tara, quindi tutto quello che è il peso del telaio, ruote e ovviamente della vasca. Ecco, adesso, come abbiamo fatto anche nell'altro video, andremo a fare un po' di pulizia, andiamo a fare l'ingrassaggio dei vari cuscinetti, i vari ingrassatori che presenta, quindi dobbiamo prepararla, magari vi facciamo vedere alcune note tecniche che presenta questo rimorchio e poi veramente dobbiamo prepararla all'uso perché questa è un po' la nostra ammiraglia, diciamo che è quella che deve andare a fare più viaggi possibili perché è di fatto quella che ha capienza maggiore e per cui è quella che sfruttiamo effettivamente di più durante questo periodo. La Deusanio la attacchiamo sempre al nostro Lamborghini 140 che è un po' quello più grosso che abbiamo in azienda ed è quello che poi andrà effettivamente a trainare il rimorchio, il quale è dotato di frenatura pneumatica e ovviamente anche la trattrice deve avere questa caratteristica perché è molto importante che ci sia compatibilità appunto tra rimorchio e trattore. Avessimo avuto un trattore con frenatura idraulica, ovviamente il rimorchio sarebbe andato ovviamente scelto come frenatura idraulica. Allora, adesso abbiamo finito, diciamo, di lavarla sia internamente che esternamente. Ne approfittiamo del fatto che abbiamo lasciato la vasca aperta, diciamo, quindi ribaltata, e quindi è accessibile, diciamo, tutta la parte del telaio. E per questo andiamo ad ingrassare, quindi andiamo a ingrassare i vari cuscinetti che sono presenti e poi magari vi parliamo di alcune note tecniche, diciamo, di questo rimorchio. Ecco, tra l'altro di cuscinetti, questa ingrassatori, punti di ingrassaggio, questo rimorchio ne ha davvero tanti, in particolare anche sull'asse sterzante perché questo rimorchio è dotato appunto di due assi, l'ultimo è sterzante, quindi aiuta nelle curve ad accompagnare meglio, diciamo, il rimorchio nei confronti appunto del trattore. Ovviamente ha il suo ingrassatore in modo tale da tenere lubrificato questo sistema che permette questo utilizzo. Diciamo che l'asse sterzante è molto comodo, soprattutto su rimorchi abbastanza voluminosi. Questa è la Deusanio 140 e li monta di serie, mentre sulle versioni più piccole dalla 120 in giù è un option che si può ottenere o meno. Molto comodo, dicevo, perché con i due assi in questo caso sono dritti, quindi sono in fila uno con l'altro e avrebbe un raggio di curvatura un po' maggiore e quindi seguirebbe meno, soprattutto dove magari in alcune capezzanie molto strette tra un tirante, una pianta, un ostacolo. In questo caso, avendo l'asse sterzante, rende il complesso trattore più rimorchio più snodato, più fluido e quindi manovre molto più semplici. Nel caso di retromarce ovviamente bisogna andare a bloccarlo. Per sbloccare o bloccare questo asse sterzante c'è un comando idraulico attraverso il trattore, ovviamente collegato al rimorchio con dei tubi idraulici che permettono appunto di poterlo sbloccare o bloccare. In questo modo è evidente la differenza tra questo rimorchio e i rimorchi rallati di cui abbiamo fatto il video la scorsa settimana.
In questo caso si vede bene dove le ruote e gli assi sono portati, tutti sono attaccati verso il posteriore del rimorchio, mentre sull'angolo anteriore non è presente alcun asse, mentre nel rallato, se vi ricordate, proprio qui era presente il complesso della ralla timone più le due ruote attaccate dall'asse anteriore. Ecco, infatti in questo punto abbiamo il nostro piedino, perché se dovessimo andare a staccare il rimorchio dal trattore, ovviamente abbiamo bisogno del piedino, altrimenti cadrebbe in avanti il peso. Ovviamente la maggior parte del peso è distribuito verso il posteriore, ma una certa parte è caricato sul timone, proprio perché non abbiamo la presenza di assi nella parte anteriore del telaio. Ecco, ovviamente con questo sistema, secondo noi molto pratico, soprattutto per le retromarce, perché ovviamente dal trattore si riesce a comandare meglio il rimorchio, quindi a metterlo dove effettivamente si vuole metterlo, soprattutto su volumi abbastanza grandi. Il rallato dall'altra parte ha il vantaggio che può girare magari su un raggio abbastanza stretto, perché veramente gira quasi su se stesso, si potrebbe dire, quindi in quel caso ha una buona comodità in quel senso. In retromarcia bisogna insomma avere una buona esperienza per andare a piazzarlo bene, magari in spazi estremamente stretti. Ecco, poi adesso che è bello ribaltato così si può notare subito le due cordine, diciamo, di sicurezza, possiamo chiamarle, quando ovviamente è ribaltato vanno in trazione. E poi vabbè, abbiamo qui la vaschetta lavamani, che in vendemmia è sempre utile, perché almeno poi si può guidare il trattore con le mani un po' più pulite. Questo modello di Deusanio presenta 3 compartimenti divisi da 2, diciamo, paratie, possiamo chiamarle. Se vi ricordate, nei rallati mettavamo una catena di traverso per andare a compattare un po' di più le sponde. In questo caso, a parte che è una struttura più robusta, ma comunque la presenza di questi comparti aiuta comunque, queste paratie aiuta a tenere tutto più unito anche alle sponde laterali. Inoltre hanno la forte funzione di compartimentare meglio il prodotto che viene poi trasportato. Diciamo, tra i rallati che abbiamo e questo ci sono delle notevoli differenze, e diciamo che ogni rimorchio ha la sua diciamo i suoi vantaggi e i suoi difetti. Per capirsi, questo è quasi pronto all'uso ogni anno per la vendemmia, cioè una volta dato una pulita generale anche abbastanza veloce e l'ingrassata ai vari cuscinetti, vari ingrassatori, ne ha tanti per carità, ma ci si mette veramente 10 minuti, questo è pronto all'uso, diciamo. Ecco, con i rallati invece dobbiamo andare a fare una pulizia generale, a mettere il telo, a mettere le catene, insomma dargli un po' più una revisionata maggiore. Col rallato perché andiamo a fare più manutenzione, e perché comunque dobbiamo andare a assemblare le sponde che magari sono smontate, eccetera. Perché di fatto durante l'anno li usiamo anche per altri trasporti, mentre questa vasca la usiamo principalmente per il trasporto dell'uva e in parte per un po' di grano quando andiamo a battere il frumento, il grano. E gli altri rimorchi, quelli rallati, si usano per trasportare altro materiale, può essere della terra, può essere dei pali, li abbiamo usati per esempio per il letame. Ovviamente poi vanno puliti, vanno fatte la manutenzione, eccetera, però hanno più d'utilità rispetto a questo, che è un po' più fisso, un po' più compatto, un po' meno duttile nei vari lavori, nelle varie mansioni durante l'annata agricola. Poi l'assoluto vantaggio che ha questo durante il periodo della vendemmia, dove veramente fa tanti viaggi, è che in questo caso, una volta arrivati nel punto dove bisogna andare a conferire l'uva, è molto più pratico andare a svuotare, perché stando dal trattore, azionando la leva del distributore idraulico, si svuota e poi si rimette in assetto la vasca e si dirige fuori dalla cantina per andare a prendere altra uva e andare a caricare ancora uva. Per cui in questo caso è veramente specifico per l'uva e ha una comodità assoluta rispetto agli altri rimorchi, dove bisogna andare a sganciare delle sponde, azionare dei ganci, andare a mettere in sicurezza durante lo svuotamento il rimorchio, e poi bisogna andare a risistemare il telone, perché poi bisogna andare a riempirlo di nuovo il rimorchio. Un'altra differenza enorme tra i rallati che abbiamo noi e questa vasca è sulle modalità di svuotamento, perché nel caso dei rallati abbiamo uno svuotamento trilaterale, quindi si può svuotare da entrambi i lati lunghi, quindi lato laterale da una parte o dall'altra, oppure dal fondo del rimorchio. In questo caso invece è previsto uno svuotamento laterale su entrambi i lati. Ovviamente possiamo andare a decidere di svuotare a destra o a sinistra, ma non sul posteriore.
Ovviamente per andare a svuotare da un lato all'altro abbiamo questi perni che sono facili anche da mettere e da togliere, e ovviamente ne abbiamo uno sul posteriore, ne abbiamo uno sull'anteriore, eccolo qua, sono uguali, e questo ci consente di rovesciare la vasca da questo lato. Ecco, avendo il pistone centrale si può effettuare proprio questa scelta di andare a rovesciare la vasca da una parte o dall'altra, proprio perché il pistone spinge verso l'alto e troverà poi uno o da una parte o dall'altra l'incombro, diciamo l'aggancio, quindi il perno su cui fare leva e rovesciare. Ovviamente non bisogna andare a incrociare i perni, altrimenti si va a rompere il pistone, chiaramente. Qua invece vedete non ci sono i ganci che vi abbiamo fatto vedere prima, in modo tale che da un lato ci sono quei ganci che fanno da perno, da quest'altro ovviamente deve essere libero di alzare, quindi il pistone spinge e qua non trova nessuna resistenza, e per cui avviene il ribaltamento. Se mettessimo i ganci di qua ovviamente avremmo l'effetto contrario. Ecco, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Come ogni venerdì vi lasciamo qualche scheda qui in fondo, così magari vi recuperate qualche video se ve lo siete persi. Vi ringraziamo di essere stati con noi, vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale se non l'avete già fatto, e ci vediamo la prossima settimana con una prossima puntata.